Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Soim Studio Immobiliare. Oggi vi presento un nuovo immobile in vendita, siamo a Sestu e questa che vi sto per presentare è un appartamento semi-indipendente a piano terra. Siamo sul cortile, sull'ampio cortile, metà coltivato ad alberi da frutto, l'altra parte pianellata e erbosa. E questa alle mie spalle è l'accesso carrabile che dà appunto accesso all'immobile consentendo ben due posti auto. E di là c'è l'ingresso pedonale. Adesso facciamo una breve panoramica soprattutto della parte dell'immobile che si affaccia sul cortile stesso. Abbiamo due ampie finestre e poi da questa parte la parte pianellata che dà accesso ad una piccola veranda, un piccolo loggiato dal quale si affacciano la cucina abitabile e il primo vano. Prima di entrare dentro l'immobile facciamo una piccola panoramica del giardino in modo da vedere l'accesso carrabile, l'accesso pedonale e poi un'altra parte piantumata con un angolo servizi. Riprendiamo dall'accesso dell'immobile con il primo vano. Siamo nel primo vano, ricordando che tutti gli ambienti sono condizionati. Questo è utilizzato come salottino, come ingresso. Sempre abbiamo ampie finestre che danno sulla parte di cortile privato e da questa parte si accede a quello che è l'ampio disimpegno. Un disimpegno sicuramente non come quelli usuali delle nuove costruzioni, molto ampio, che ci consente di dividere poi gli ambienti. Da questa parte abbiamo un primo vano matrimoniale, da questa parte la cucina abitabile, un altro vano di ampiezza matrimoniale e poi qua per finire il bagno. Iniziamo da questa parte con la cucina abitabile. Abbastanza ampia, cucina abitabile con un affaccio che dà su quello che è il piccolo loggiato con davanti a noi l'accesso pedonale. Ci affacciamo un attimo e poi proseguiamo. Proseguiamo dal disimpegno, andiamo dritti e visitiamo quello che è il vano più ampio, la camera matrimoniale. I soffitti hanno anche una certa altezza, sicuramente possono accogliere mobili di qualsiasi tipo. La bellezza è che fin dalla mattina il sole arriva direttamente sul giardino privato. Facciamo giù un giro, vediamo l'affaccio e poi proseguiamo. Ok, sempre dall'ampio disimpegno, da questa parte abbiamo il bagno attualmente con ampia vasca, finestrato e direttamente di fronte a noi l'ultimo vano. Questo vano che accoglie momentaneamente tutto quello che sarà frutto di un trasloco ed è l'ultimo dei vani. Per salutarci proseguiamo sulla casa, vi do qualche altra indicazione. E poi ricordiamo il disimpegno, il vano iniziale ed alloggiato con alle mie spalle l'ingresso pedonale. Vi voglio ricordare che abbiamo visitato a Sestu, un immobile semi-indipendente al piano terra con un ampio cortile e giardino che ha la possibilità appunto di accogliere anche due posti auto. Abbiamo alcuni alberi da frutto e la tipologia dell'immobile che abbiamo appena visitato è un trivano con cucina abitabile. Io vi ringrazio per la visita, vi ricordo che sono Roberto Puddu della Soim Studio Immobiliare. A voi tutti, buona giornata.